Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Napoletano. Oggi parleremo di un termine che ha tre significati praticamente ed è usato molto nell'ambito napoletano. Il termine in questione è strafocare o strafocarsi o strafucare a seconda delle zone. Con il termine in senso strafocare si intende soffocare, strangolare. Con strafocarsi invece si intende mangiare con avidità, inghiottire avidamente. C'è anche un altro significato che è quello di riprender moglie, nel senso di mettersi un nuovo cappio al collo per strangolarsi. Con, diciamo così, per forma riflessiva. Sempre in forma riflessiva. Il termine deriva dalla fusione di due termini latini, soffocare e strangolare. Indicano proprio questa azione del soffocamento, dell'azione alla gola, sia nel caso di qualcuno che stia realmente soffocando, che nel caso di qualcuno che invece, oltre a stare deglutendo in maniera copiosa, sta, come detto prima, riprendendo moglie, quindi scherzosamente si dice che gli stia mettendo un nuovo cappio al collo. Quando uno va a strafocarsi perché va a mangiare senza assoluto mancanza completa di ritegno perché deve mangiare a, come si direbbe in italiano, ai quattro palmenti, senza nessuna vergogna. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, vi rimando a una prossima puntata di Pillole di Napoletano e, come si dice a Napoli, ciao Brim!